Faccio fatica a vedere come facciamo questo centro sportivo senza l'aiuto del comune. Amministrazione comunale e imprenditoria locale hanno lasciato da solo il Calcio Padova. Non usa mezzi termini il presidente del club bianco scudato per segnalare come, nonostante il tessuto imprenditoriale della città, l'interesse verso il calcio sia stato poco. Non ci sono state manifestazioni di reali ingressi di capitali per crescere, oltre alle sponsorizzazioni. Imprenditori importanti in questa zona, ce ne sono tanti, nessuno si è fatto avanti. Il finanziere Franco Armeno è arrivato in città nel momento più complicato della sua gestione. Nella 2 giorni aveva in agenda anche un incontro con il sindaco Sergio Giordani. La realizzazione del centro sportivo di Padovanello sembra però un orizzonte lontano. Non mi vedo mettere 20 milioni di iusione per iniziare i lavori per fare questo centro sportivo. O mi aiuta il comune o non ce la faccio. L'infrastruttura è nel focus, il progetto c'è, chiosa Alessandra Bianchi, amministratore delegato, ma si sono presentate anche altre opportunità. Nel pomeriggio la visita al centro di Noventa, dove si allenano le giovanili. Non ha escluso Oruglian che tra le 2 ipotesi, rilancio o vendita della società, possa valutare, se vi fossero delle opportunità, anche la seconda. Se qualcun altro viene e ha un progetto più bello, faccio un passo da parte.